di iniziare, grazie a tutti di essere intervenuti a questa serata, vi vedo numerosi, credo che le questioni da affrontare siano numerose, gli organizzatori della serata, il coordinamento Acqua Libera da IPFAS, Legambiente, il Circolo per la Blu, il Circolo di Colonia Veneta per la Blu di Legambiente, ritengono che questa serata, che dà seguito già a una precedente iniziativa, sia fondamentale per fare il punto della situazione. I relatori che intervengono questa sera, come nel precedente incontro che avevamo avuto lo scorso anno, sono tutte persone che sul punto ci sapranno dire, sapranno insomma darci il quadro della situazione e farci capire se la situazione, come sembra, è grave. Rispetto alla scaletta che voi trovate nella locandina, per una questione organizzativa abbiamo modificato l'ordine degli interventi. Mi corre l'obbligo però di ringraziare il dottor Luigi Lazzaro, che è il presidente di Legambiente, che ora è seduto fra il pubblico e che ha lasciato volentieri spazio agli altri interventi, proprio perché gli interventi richiedono anche un certo tempo per potersi svolgere. Ecco. Quindi entrando nel vivo della questione, da quando ci siamo incontrati l'anno scorso, un incontro presso questo teatro, le iniziative, il tema dell'IPFAS, dell'inquinamento delle acque da IPFAS è diventato di dominio pubblico e credo che su questo, proprio per questo motivo, anche abbia ricevuto l'attenzione dal punto di vista dagli enti, dalle pubbliche amministrazioni e soprattutto dagli enti locali. Vedremo poi in che modo. Non voglio dimenticarmi, chiedo scusa se non l'ho detto ad esordio del mio intervento, comunque di ringraziare quei comuni che hanno voluto concedere il patrocinio a questa iniziativa, in primo luogo il comune di Bersana e poi il comune di Colonia Veneta, che ci ha concesso la sala dove noi questa sera ci troviamo. Vado subito a passare comunque la parola all'avvocato Luca Tirapelle, che ci darà un presidente del CEAG, che è il gruppo giuridico di Legambiente Veneto, che si occupa di problematiche connesse ovviamente alle problematiche giuridiche connesse all'inquinamento, quindi con tutto l'accertamento dei reati e alle possibili azioni, e ci darà un quadro, io credo, di quelli che sono gli interventi che sono stati fatti qui e soprattutto nel territorio, e ci introdurrà poi alle successive relazioni che entreranno poi nel merito del tema che abbiamo affrontato. Quindi ringrazio innanzitutto l'avvocato Tirapelle della sua presenza e gli passo la parola. Grazie Enrico, buonasera a tutti gli intervenuti. Torno sempre molto volentieri a Colonia Veneta, non è la prima volta che vengo in questa sala, in altre occasioni avevo incontrato la popolazione per altre vicende che avevano toccato il territorio di Colonia Veneta, mi riferisco in particolare alla vicenda del cogeneratore. Io cerco di essere estremamente sintetico, anche perché i relatori che seguiranno il mio intervento evidentemente sono chiamati ad occuparsi delle problematiche oggetto dell'incontro di questa sera. Come ha detto il collega Barali, io mi occupo di problematiche ambientali e lavoro per l'Associazione Legambiente da diversi anni, e Associazione Legambiente che vede il suo braccio operativo nell'Osservatorio Ambiente e Legalità, braccio operativo e di studio. Si tratta di un organismo che fondamentalmente mette in campo dei professionisti che lavorano per valorizzare appunto il senso di consapevolezza in tutti noi
nella tutela dei beni comuni, quindi nell'ambiente, promuove tutta un'attività di studio per approfondire il fenomeno delle ecomafie e quindi in qualche maniera da fungere da supporto a tutti i vari soggetti che operano nel territorio, che operano sul territorio, in modo da fornirgli delle competenze per intervenire appunto in problematiche anche come quella di cui parleremo questa sera. Il Veneto, una velocissima panoramica ad ampio respiro. Il Veneto diciamo che è una regione del tutto particolare nell'ambito del problema delle ecomafie, mutuando uno slogan che viene utilizzato comunemente in politica, noi potremmo dire che prima il Veneto, però nell'ambito della criminalità collegata alle ecomafie. Rapporti del 2013 ci parlano di un business legato all'illegalità del ciclo dei rifiuti che ammonta a circa 149 milioni di euro. Veneto, prima regione in Italia sotto questo diciamo, triste concorso. Accanto alle problematiche legate alla normativa sui rifiuti si innestano anche tutto un circuito criminale legato a criminalità comune e criminalità economica. Parliamo di fenomeni di riciclaggio, parliamo di fenomeni di reati fiscali, fatturazione falsa e quindi altre situazioni che spostano quindi l'ambito dell'operatività di Legambiente dal profilo più stretto dei reati ambientali anche in altre situazioni per le quali siamo stati costretti, il nostro malgrado, a doverci occupare. Nell'ambito del ciclo illegale dei rifiuti abbiamo assistito recentemente negli ultimi 10 anni a un innervamento di associazioni criminali, soprattutto anche nel Veneto. Associazioni criminali che evidentemente attraverso un'opera di insinuazione molto sotto traccia hanno stretto rapporti di collaborazione, di insinuazione all'interno delle pubbliche amministrazioni che a causa dell'indebolimento appunto dello spessore dei pubblici amministratori hanno consentito l'innervamento appunto di pratiche criminali legate proprio al ciclo dei rifiuti. Questa partnership viene comprovata anche da una recentissima indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha portato all'esecuzione di una serie di ordinanze di mandati di cattura, parole povere, anche di imprenditori venetissimi che operano in strettissimo contatto con soggetti legati comunque ad associazioni di stampo criminale, quindi parliamo di criminalità vera e propria. Quindi evidentemente il ciclo illegale dei rifiuti assume un notevole interesse sotto il profilo da parte appunto della criminalità organizzata che si è evoluta sotto un profilo strettamente economico, perché nell'ambito del settore dei rifiuti si sono sviluppate tutta una serie di tematiche strettamente connesse al riciclaggio, perché la filiera dei rifiuti si presta evidentemente a fungere da lavatrice per proventi illeciti che determinate organizzazioni criminali utilizzano appunto per rimettere nel circuito economico i proventi derivanti da attività delittuose. Colonia Veneta è una realtà territoriale del tutto particolare. Quando penso alle attività svolte appunto nell'ambito di questo territorio mi ricorda molto Cobanna. Colonia Veneta è accerchiata da tutta una serie di minacce sotto il profilo economico legate soprattutto alla sfortunata collocazione territoriale. Si trova a sud del bacino del Chiampo, con tutte le problematiche che evidentemente connesse alle filiere economiche legate a questo tipo, appunto alla Valle del Chiampo. Parliamo del polo conciario, parliamo di altri insediamenti produttivi che
pare abbiano creato anche i problemi per i quali siamo qua stasera. Quindi come Coban, però Cologna Veneta è un comune, è una popolazione estremamente combattiva, abbiamo ottenuto dei grossi risultati, lo ricordavamo prima con la questione del cogeneratore, che grazie appunto all'attività delle associazioni e comunque della popolazione che evidentemente ha fatto fronte comune appunto a determinate problematiche e ha consentito di risolvere queste problematiche. La folta partecipazione di voi tutti questa sera è una conferma a questo pensiero che mi ha accompagnato nel corso degli anni, nei quali insomma mio malgrado appunto sono stato costretto a occuparmi delle vicende che hanno caratterizzato appunto il territorio colognese. Oggi c'è l'avvocato Varali, che non è da oggi perché il suo impegno per la difesa del territorio di Cologna Veneta non è recente ma è estremamente remoto, ha svolto un ottimo lavoro sotto il profilo giudiziario che fra poco ci spiegherà e che tutti speriamo porti dei risultati a tutela appunto del vostro territorio. Non mi dilungo oltre perché i relatori appunto che seguiranno potranno fornire delle spiegazioni, che potranno illustrare la situazione sia sotto il profilo giudiziario che sotto il profilo della salute pubblica, che sono i temi che credo più interessino a tutti nel corso di questa serata. Grazie.